Bentornati all'Almanacco, buongiorno, oggi è martedì 20 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 17.09, la luna si leva alle 9.38 e cala alle 15.42. Oggi si celebra San Sebastiano. Il nome Sebastiano deriva dal greco e significa degno di venerazione e di rispetto. Il Blue Monday, il lunedì blu, è la definizione ironica del giorno più triste dell'anno. Nata nel 2005 da una ricerca commissionata dallo psicologo Cliff Arnold per conto di compagnie di viaggio, la ricorrenza si basa su una presunta formula matematica che combinava fattori di stress post-festivo, fine delle vacanze di rientro. L'obiettivo primario era suggerire che le persone fossero più propense a prenotare viaggi in quel momento. È cruciale ricordare che si tratta soprattutto di una trovata di marketing, dalla quale lo stesso Arnold si è poi dissociato. Buon compleanno a David Lynch, che oggi compie 80 anni. Il regista statunitense è considerato uno dei maestri del cinema contemporaneo grazie ai suoi film visionari e sperimentali, come The Elephant Man, Velluto Blu e Mulholland Drive. Ha creato anche la serie cult Twin Peaks, che ha rivoluzionato il linguaggio televisivo. Nel 2022 ha partecipato come attore al film autobiografico di Steven Spielberg, The Fabelmans. Un caloroso augurio a Evan Peters, che oggi spegne 39 candeline. L'attore americano ha iniziato la sua carriera in TV partecipando a serie come Phil dal futuro o One Tree Hill. Ha raggiunto la fama grazie al suo ruolo di Quicksilver nel film della saga X-Men e nel 2023 ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione di Jeffrey Dahmer nella serie Netflix. E infine auguri anche a Omar Sy, che festeggia 48 anni. Il comico attore francese ha ottenuto il successo internazionale con il film Quasi Amici, per il quale ha vinto il premio César per il miglior attore nel 2012. Da allora ha recitato in film americani come X-Men, Giorni di un futuro passato e Jurassic World. Nel 2021 è diventato il protagonista della serie Netflix Lupin, ispirata al personaggio letterario di Arsenio Lupin. Il 20 gennaio del 1752 iniziano i lavori alla Reggia di Caserta, simbolo di Napoli, e del 1997 patrimonio dell'umanità. Dopo aver unito i regni di Napoli e Sicilia, Carlo Borbone vuole una residenza degna di competere con Versailles. Del progetto è incaricato l'architetto Luigi Vanvitelli, ma passa un secolo prima che venga portata a termine nel 1845. La reggia è stata utilizzata come set per i primi 2 episodi di Star Wars e per Mission Impossible numero 3. Oggi vi vogliamo dare un consiglio utile e pratico per evitare le fastidiose vesciche che si formano spesso indossando delle scarpe nuove. Esiste infatti un rimedio semplice ed economico che non richiede dei cerotti: la vasellina. Basta applicare una piccola quantità di questa sostanza grassa e trasparente, facilmente reperibile, direttamente sui punti di attrito tra il piede e la scarpa prima di indossarle. In questo modo si riduce lo sfregamento e si prevengono le irritazioni. Buon martedì ai 12, un martedì che inizia con la fine delle bellicosità di Giove, un Giove che non si oppone più a niente, che quindi torna a essere calmo, magnanimo e stupendamente in esaltazione, ottimo per i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Ma vediamo il resto dello zodiaco come va. Ariete, con un Giove sempre in quadratura ma un po' più pacato, ecco che i pianeti e le aspettative e le ansie da prestazione al lavoro vengono meno. La settimana le stelle vi avevano promesso che sarebbe stata più leggera, e leggera lo è, ora pensate comunque dopo l'orario di lavoro semplicemente a divertirvi. Oggi sorprese dal partner. Toro, per voi oggi il cielo sembra essere molto più sereno, le soluzioni si trovano, basta solo dare un po' di metodo e di costanza alle cose. Urano nel vostro cielo sta gestendo benissimo Marte e Mercurio, per cui oggi potete anche gestire tutto da remoto, cosa per voi Toro inconsueta, ma lo troverete piacevole. Gemelli, per voi oggi è una giornata piena di grande entusiasmo, proprio perché Luna, Venere e già il Sole
promettono avvisaglie di schiarite, di nuove dimensioni che finalmente vanno in porto, di qualcosa che si assesta, che si aggiusta, per cui vi sentite apprezzati e ben remunerati. La sperimentazione adesso, dopo un bailam di tentativi lavorativi, adesso va concentrata sui sentimenti, quindi godetevi il momento sentimentale. Cancro, per voi oggi la luna è un pochino misteriosa, abbracciata a Plutone, un po' più stretta a questo misterioso pianeta che sembra volere dare un pochino di più pepe alle cose, per cui oggi sarete intuitivi e sarete capaci anche di leggere dove le parole non servono. Intanto Giove, ospite nei vostri gradi e pianeta esaltato dalla vostra natura, oggi ritrova un po' la serenità perché non si oppone più a niente, quindi non ci sono più giochi di tiro alla fune tra voi il partner e tra voi il lavoro. Bene, godetevi il momento Leone. E beh, le opposizioni si fanno abbastanza sentire per adesso, proprio perché molto praticamente avete semplicemente deciso di cambiare strategia d'approccio ai vostri affetti, alla vostra comunicazione, a tutta una serie di cose che probabilmente finora non è andata. Piuttosto che lasciare perdere le persone, stavolta inizierete a mettervi in discussione. Vergine, per voi oggi è una giornata di forte attività, proprio perché Mercurio in zona Cesarini dal segno del Capricorno in Trigono obbligherà soprattutto la terza decade a esternare alcune volontà. Quindi, cari Vergine, cercate di concentrarvi bene su quello che volete e di portarla a termine con molta coerenza. Bilancia, per voi oggi Mercurio e Marte ancora non risolvono il problema della comunicazione, ma Sole, Venere, Luna e Plutone sì, per cui continua un momento molto intenso e passionale che potete gestirvi in una maniera molto più morbida del solito, quindi risolverete più là, ma adesso concentratevi sui sentimenti. Scorpione, Luna e Plutone oggi vi fanno gioco, seppur in quadratura vi permettono comunque di intuire qualcosa di importante. Giove, finalmente benevolo e senza troppi grattacapi, vi incoraggia positivamente a sperare in una pianificazione futura che avverrà comunque quanto prima e che vi lascia spazio anche in questo inverno di essere abbastanza fantasiosi sia col lavoro che in amore. Sagittario, per voi oggi è una giornata un po' dalle attrazioni magnetiche. Siete un po' irrequieti in questo periodo del mese, le stelle non ve lo nascondono, ma sicuramente dovrete tenere conto di tutta una serie di rischi che comporta una certa situazione. Capricorno, per voi oggi la giornata è qualcosa di veramente importante, proprio perché troverete la maniera di trasformare il capitale. Oggi siete più affaristi del solito e concluderete bene. Di sera festeggerete in compagnia. Acquario, una giornata oggi molto bella, proprio perché i pianeti sembrano essere tutti dalla vostra parte, generare una quantità di amore, creatività, ricettività, accoglienza non comune. E beh, è proprio il vostro momento zodiacale, godetevelo in tutte le sue forme. Al lavoro, forse, preferite ancora stare dietro le quinte e decidere tatticamente quando, come, dove attaccare. Pesci, una giornata oggi per voi molto misteriosa e affascinante, sempre più intuitivi, sempre più a ragionare un po' su un futuro possibile per dare una svolta alle vostre vicissitudini che desideravate da tempo, e ci riuscirete al lavoro, in amore. Beh, siete già fortunati così. Il 20 gennaio del 1993 moriva una leggenda di Hollywood, Audrey Hepburn. Nel 1952 ricevette il primo Oscar per il film Vacanze romane e fu candidata nuovamente per il film Sabrina e Billy Wilder è Colazione da Tiffany. Fu impegnata a lungo come ambasciatrice dell'UNICEF per aiutare i bambini vittime della guerra e lei stessa aveva patito la fame nel periodo dell'occupazione nazista. L'espressione in inglese wolf in a sheep's clothing, in italiano il lupo travestito da pecora, descrive una persona che si mostra innocente e amichevole, ma che in realtà nasconde intenzioni malvagie o pericolose. L'origine si trova nel Nuovo Testamento della Bibbia, dove Gesù mette in guardia contro i falsi profeti. Il messaggio è che bisogna guardare alle azioni delle persone non fidandosi delle pure apparenze, per poi scoprirne la vera natura. Il 20 gennaio del 1920 nasceva a Rimini il più visionario dei registi italiani. Federico Fellini amava la magia, frequentava il sensitivo Gustavo Roll e seguì il consiglio di non girare Il viaggio di Giuseppe Mastorna perché avrebbe coinciso con la sua morte.
Infatti è il film non realizzato più famoso della storia del cinema. Ci salutiamo anche oggi con la nostra affezionatissima frase del giorno. Ricordati, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai una alla fine del tuo braccio. Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani, una per aiutare te stesso, l'altra per aiutare gli altri. E anche il nostro appuntamento di oggi termina qui, domani saremo di nuovo con voi. Mi raccomando, non cambiate canale, vi aspettiamo. Una buona giornata dalla vostra Geire.